Ieri lo aveva annunciato il prefetto di Treviso, Laura Lega. Questa mattina sono arrivati i militari che presideranno il territorio, le pattuglie impiegate a Treviso, Casier e Oderzo, proprio dove ci sono le caserme con i profughi. È scattata questa mattina nel quartiere Borgo Trieste la disinfestazione dopo che un veronese residente in quella zona era rientrato dai paesi asiatici colpito da dengue a Verona. Una 31enne rischia la paralisi dopo essersi lanciata sui giochi gonfiabili, il grave incidente a Galliera Veneta in occasione di una festa paesana. Questa notte a Venezia si è veramente superato il limite, un turista si è accampato con la tenda davanti alla stazione per una dormita vista Canal Grande. In poche settimane scatta l'aumento di stipendio per i fedelissimi di Giordani, sindaco di Padova e il portavoce, segretario PD passa da 2.700 euro a 6.600 lordi. Il moto ondoso è scattata da oggi per tutto il mese di agosto, l'operazione Acque Piatte, previsti controlli interforze e già le barche rallentano. In alberghi e ristoranti senza pagare, la polizia di Padova ha fermato un norvegese che faceva inviare il conto a un ignaro imprenditore vicentino di cui voleva vendicarsi. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione e racconto di quanto avvenuto nelle ultime ore. Cominciamo dunque da quanto vi avevamo annunciato nella serata di ieri, cioè l'arrivo di militari in città a Treviso a presidiare proprio le zone definite calde anche sul fronte della sicurezza, lì dove ci sono le caserme che accolgono i migranti, Treviso, Casier e Oderzo. Siamo in diretta con Lina Paroletto da Treviso. Lina, dunque sono arrivati, l'hai visti, sono già in pattugliamento, cosa succede? Buongiorno Ferdinando, sì, allora sono in pattugliamento da oggi di fatto questa ventina di militari destinati, come hai detto bene tu, alle tre piazze più calde, quelle che ospitano i centri profughi più affollati, Treviso, Oderzo e Casier, ma qui nel capoluogo sono chiamati anche a dare una forza in più proprio sul fronte ordine pubblico, perché affiancheranno carabinieri, polizia e vigili urbani nel monitoraggio di quella che è la zona un pochino più a rischio, quella della stazione lungo Sile Mattei, i famosi giardinetti ormai di Sant'Andrea, di Porta Altinia, che purtroppo sono spesso teatro di episodi sgradevoli e anche di spaccio. Sarà un presidio itinerante loro, non rimarranno fissi in qualcuna di queste posizioni, ma insomma si faranno un po' vedere, ecco, anche per dare questo senso di sicurezza che i comuni hanno chiesto, ecco, aumentare questa sicurezza percepita. Il sindaco Manildo ha detto, insieme alla collega Giuriati di Casier, segno di rispetto per i comuni che fanno tanto sul fronte dell'accoglienza, fa parte del progetto Strade Sicure che lo stesso ministro dell'Interno Minniti aveva garantito proprio ai sindaci, e lo stesso Manildo ha detto, insomma, è importante che ci sia questo filo diretto, ecco, col Ministero, che tenga in considerazione la nostra città. Naturalmente nei telegiornali di questa sera un servizio più ampio e le immagini, insomma, della presenza di questi militari in città. Grazie a Lina Paroletto che era in diretta da Treviso. Di questo abbiamo discusso tra i vari argomenti anche a 20:10. Ieri sera era ospite il nostro direttore Luigi Bacialli. 20 militari, poi intendiamoci, si tratta di lagunari, militari di grande esperienza e di grandi capacità, però cosa possono fare 20 militari? Se un giorno ci scappasse, non voglio dire che ci può scappare il morto, ma se c'è un tafferuglio, se c'è una rissa, se si siede in mezzo alla strada e la gente si arrabbia e succede l'irreparabile, cosa fanno 20 militari? È come dare un'aspirina a un moribondo, no? Come intervento. È proprio un sistema così di mostrare i muscoli, far capire che qualcosa succede, ma alla fine non si riesce, bisogna... Noi abbiamo proposto proprio nei giorni scorsi è una provocazione ovviamente, aspettiamo che magari qualche parlamentare veneto la raccolga, magari la commenti, se ne faccia carico, se no si può sempre fare una legge con una petizione popolare, no? 50.000 firme. Noi abbiamo proposto di estendere a quei politici che non fanno nulla o che compiono delle scelte riprovevoli perché alimentano
l'immigrazione, di estendere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In fondo sono il 90% i migranti economici. Se questo Paese ha una classe dirigente che non riesce a difendere il proprio Paese, i propri confini, e preferisce occuparsi dei vantaggi che hanno le cooperative rispetto ai vantaggi che dovrebbero avere i cittadini, beh, accidenti, allora rendiamoli responsabili di questo reato. Ieri vi abbiamo raccontato di questa emergenza scattata in un quartiere di Verona, la febbre dengue a Borgo Trieste, scattata dunque questa mattina la disinfestazione. Un veronese, ricorderete, era tornato dai paesi asiatici con la febbre causata dalla zanzara. L'ULSS 9 di Verona ha ordinato immediatamente la disinfestazione di un intero quartiere del capoluogo scaligero per evitare contagi da dengue, la febbre trasmissibile con la tigre. Non si tratta, la zanzara tigre, non si tratta di una malattia grave, ha spiegato Zeno Bisoffi, direttore del Centro Malattie Tropicali di Negrar nel veronese. Si manifesta con i sintomi tipici dell'influenza che spariscono in genere dopo qualche giorno. La disinfestazione, precisano dall'ULSS 9, è una misura di scrupolo che la Regione Veneto ha adottato perché nell'area questa zanzara è particolarmente diffusa. Ora a Galliera Veneta, dove una trentenne di Castello di Godego ha rischiato la paralisi lanciandosi su un gonfiabile della sagra paesana. Una 31enne originaria di Galliera Veneta, nell'Alta Padovana, attualmente residente a Castello di Godego, è rimasta vittima sabato sera di un incredibile incidente. Proprio a Galliera era andata con degli amici alla festa paesana. Intorno a mezzanotte, al Luna Park, allestito in Viale Venezia, il dramma. Nel tentare il salto da una piattaforma su cuscini pieni d'aria simili a quelli che usano i pompieri negli interventi di emergenza, la giovane, dopo un volo di 7 metri, è atterrata in piedi e non seduta, avvertendo subito fortissimi dolori alla schiena. Sul posto è stata immediatamente fatta arrivare un'ambulanza che ha trasportato la ferita al pronto soccorso di Cittadella. Prima diagnosi: schiacciamento di 2 vertebre. C'è mancato pochissimo perché riportasse un trauma al midollo spinale e quindi la paralisi degli arti inferiori. Il fidanzato e la famiglia ora vogliono capire se ci siano delle responsabilità da parte del gestore dell'attrazione. Davvero non è finita per Venezia, ora ve ne raccontiamo un'altra, un turista che si è accampato con tanto di tenda proprio all'esterno della stazione di Santa Lucia, vista Canal Grande. Benvenuti al camping Santa Lucia. Potrebbe essere questa la nuova insegna a campeggiare sul frontone dell'unica porta d'ingresso della città più bella al mondo. Eh sì, perché l'ultima cafonata in termini di degrado e insulto a Venezia è questa. Un turista bellamente sistemato con la sua canadese davanti allo scalo ferroviario, vista Canal Grande. L'ignorante più che ignaro ha pensato di trascorrere la notte tra giovedì e venerdì posizionato nella piccola area verde davanti alla stazione. Diversi gli scatti diventati virali sul web. L'ultima violazione della città presa d'assalto in queste settimane da orde di turisti. Come si vede dalle foto, sono anche intervenuti gli agenti di polizia ferroviaria per identificare il campeggiatore e, speriamo, sia passato così da una dormita da 1001 notte a una sanzione di egual peso in euro. Adesso restiamo a Venezia perché c'è la nuova operazione scattata nelle ultime ore per contrastare il moto ondoso. In collegamento con Venezia, Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, una buona giornata a tutti i telespettatori. Le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per contrastare il moto ondoso stanno dando i loro primi effetti. Ha dato esito positivo la prova generale che è stata effettuata proprio ieri per cercare di testare l'efficacia del telelaser in laguna. I controlli infatti hanno messo sull'attenti sia motoscafi che taxi costretti a rallentare l'andatura per non incorrere in sanzioni anche molto pesanti. Questo è un segnale forte, dicevamo, proprio da parte del sindaco Brugnaro, che da tempo sta cercando di trovare una soluzione al problema del moto ondoso, ed è emersa anche la necessità di persone che proprio fisicamente facciano dei controlli costanti, perché come hanno riferito alcuni operatori, come abbiamo sentito anche nel corso dei nostri telegiornali, il sistema Argos non è abbastanza funzionale. Il sistema Argos è quello delle telecamere che sono state installate lungo il Canal Grande. A partire da inizio agosto
agosto dunque ci saranno le turnazioni nei punti focali, quelli che destano più preoccupazione, ovvero bacino San Marco, Fondamente Nuove, i bacini e Sant'Elena. La vigilanza è essenziale, ma sarà indispensabile anche tagliare il numero dei mezzi che circolano quotidianamente a Venezia e poter fare qualcosa a riguardo dei nuovi scaffi delle compagnie turistiche con motori troppo potenti per sfrecciare nella delicata superficie della laguna. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori da Venezia, ovviamente torneremo ad approfondire questo come altri argomenti questa sera nel corso dei telegiornali a partire dalle 18:30, 19 con la cronaca da Venezia. Ed è polemica invece a Padova per l'esoso aumento di stipendio accordato al consulente del sindaco Sergio Giordani. Il segretario del Partito Democratico in provincia, Massimo Bettin, da poco insediato nel ruolo di portavoce, criticato anche da alcuni esponenti di coalizione civica per questo. Si è visto aumentare lo stipendio previsto per il ruolo da 2.673 euro a 6.653 lordi al mese, più di 4.000 netti dunque per il 32enne diplomato. Così è stato stabilito da una delibera del sindaco, stessa sorta per Jessica Canton che ha seguito la campagna elettorale di Giordani, diplomata al DAMS e già nello staff di Alessandra Moretti ai tempi della candidatura a presidente della regione. La sua retribuzione schizza da 2.715 a 4.090 lordi. Meglio tardi che mai, una vicenda che abbiamo raccontato più volte in questi mesi, il degrado al cimitero di Mestre, in particolar modo nel veneziano. Da giunta comunale ora ha finanziato i lavori di sistemazione dei 2000 loculi, al momento inaccessibili, proprio al cimitero di Mestre. Potranno finalmente tornare a visitare le tombe dei loro cari le centinaia di mestrini che attualmente non possono accedere alle zone del cimitero interdette perché pericolanti. Una situazione che dura da molti mesi ed era stata più volte denunciata dal nostro telegiornale. I lavori erano fermi per mancanza di stanziamenti da parte del comune che sosteneva di non avere sufficienti risorse. Ora la Giunta ha finalmente approvato, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il finanziamento di 1 milione di euro per lavori di manutenzione straordinaria in quelle aree, corrispondenti ai complessi A, C e D del reparto 5. I cimiteri sono luoghi speciali che toccano gli affetti dei cittadini e meritano cura e attenzione, riconosce Zaccariotto. Purtroppo per troppi anni sono stati dimenticati al punto che oggi è impedito l'accesso ad oltre 2000 loculi. Grazie al nostro intervento, nell'arco di un breve tempo potremo ridare dignità a questi luoghi sacri. Lo scroccone in alberghi e ristoranti senza pagare. La storia dal Padovano, la polizia ha fermato un norvegese che faceva inviare il conto a un ignaro imprenditore vicentino. In un ristorante di via Venezia a Padova, dal quale tentava di uscire senza pagare il conto, gli agenti di polizia non si aspettavano certo che quel 42enne norvegese stesse girando da mesi tra ristoranti e alberghi del nord Italia, facendo poi spedire il conto all'indirizzo di quello che sosteneva essere suo padre. Ma ben lungi dall'essere il suo genitore, il destinatario dei conti era un imprenditore vicentino, del quale il norvegese era stato socio in affari e con il quale evidentemente qualcosa è andato storto. In ogni caso l'uomo è stato denunciato dalla polizia per insolvenza fraudolenta. E sono ancora gravi le condizioni del postino che ieri mattina a Santa Giustina in Colle è stato travolto da un'auto nel Padovano. Attendiamo qualche secondo. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova, dove è stato trasportato d'urgenza in elicottero dopo essere stato travolto da un'automobile, il postino di Santa Giustina in Colle. L'incidente stradale è avvenuto in via Tergola. Il postino, un 62enne del paese che era in servizio, è uscito da un passo carraio in sella ad un motorino. L'uomo è stato centrato da un'auto condotta da un 48enne di San Giorgio delle Pertiche. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEM e del 118 che hanno deciso per il trasferimento urgente all'ospedale di Padova. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bortolazzi e San Donà per salvare un gattino di 2 mesi caduto in un piccolo cavedio profondo una decina di metri. Inutili tentativi della proprietaria di recuperare il micio
calando delle lenzuola annodate per far aggrappare il felino. La donna si è quindi risolta a chiamare il 115, come vedete da queste immagini. I pompieri del locale distaccamento hanno in più tappe raggiunto la base del pozzo dei servizi, salvando il micio, fortunatamente senza nessuna ferita nonostante la caduta, ed è stato riconsegnato alla proprietaria. Avete visto le immagini di questo intervento e il salvataggio. Ci fermiamo per un minuto e poi altre notizie, vi aspettiamo. Notizie, vediamo se c'è qualcosa. Torniamo in diretta con la nostra prima edizione, ancora notizie dal veneziano. Un 52enne mercoledì sera ha preso i contanti dallo sportello automatico delle poste di Stra, non ha pensato minimamente a intascarsi il tutto. Il proprietario è stato individuato dopo due giorni. Avere la possibilità di intascarsi 600 euro gratis di questi tempi certo non è una possibilità da scartare. Chissà chi, trovandosi nella situazione stessa di un 52enne marocchino, avrebbe avuto la tentazione di fare finta di niente e dunque portarli a casa. Invece no, questo operaio residente a Stra, regolare in Italia da 5 anni, ha cercato in qualche maniera di rintracciare il proprietario che aveva effettuato il prelievo al bancomat e poi restituire questi 600 euro. Come avete sentito, accade a Stra. Ora la fascia tricolore, il codice alla mano. Torniamo a rivedere le immagini del matrimonio celebrato ieri mattina a Treviso da Red Canziani. Io, Red Bruno Canziani, elettore, in veste di ufficiale dello Stato civile del Comune di Treviso, per delegazione del Sindaco, ascoltate le vostre promesse annunziate, alla presenza dei testimoni qui intervenuti, vi dichiaro, in nome della legge, uniti in matrimonio. Ora puoi baciare la sposa. La fascia tricolore, il cipiglio dell'ufficiale di Stato civile, innata presenza scenica e soprattutto tantissimo affetto. Quello che ha spinto Red Canziana a celebrare a Palazzo Rinaldi le nozze del suo personal manager Alex De Benedictis e della compagna Rosanna Sorrentino, che presto diventeranno anche genitori. In sottofondo l'arpa e il violino suonano le musiche tipo. Gli sposi si scambiano le promesse. L'amore non è già fatto, si fa. Non è un vestito già confezionato, ma stoffa da tagliare, cucire. Non è un appartamento chiave in mano, ma una casa da concepire, costruire, conservare. Il rito della luce, quello della sabbia, lo scambio degli anelli, le firme e le foto di rito. È emozione enorme, inaspettata, ma un onore perché Red è il mio datore di lavoro, il mio capo, ma è anche grandissimo amico, quindi felicissimi. È stato rigoroso, ma l'ha fatto con affetto, perché sappiamo che lui ci vuole bene e il sentimento è totalmente ricambiato, perché per noi Red è una persona di famiglia. Abbiamo avuto lui perché è anche un po' il testimone del nostro amore, quindi non poteva essere diversamente. Io ho un sorriso che dice tutto perché sono più emozionato e più felice di loro. Stavo pensando, questo messaggio per Giovanni Manildo, io ho già le chiavi della città, adesso c'ho pure la fascia, se hai qualcosa da fare quest'estate non ti preoccupare, ci penso io. Grazie. Adesso l'appello invece dell'Avis Veneto che fa sapere come ci sia necessità di più sangue negli ospedali. L'Avis si mobilita e chiede di andare a donare anche d'estate, oltre 1600 sacche di sangue trasfuse in più nel primo semestre del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016, un incremento dell'1,3%. Dal punto di vista della raccolta, i donatori volontari del Veneto hanno fatto la loro parte, 161 donazioni. Il grande caldo, però, che già da giugno si è rivelato pesante, rende la situazione trasfusionale preoccupante. Molti infatti con la pressione bassa causata dalle alte temperature potrebbero essere dissuasi dal donare. Invece avete sentito l'appello dell'Avis: donate e anche d'estate. È stata una nuova mattinata di passione, indovinate un po' dove? Sulla rete autostradale del Veneto. Togliamo queste immagini, adesso sentiamo la cronaca insieme. Sulla rete autostradale del Padovano a causa di incidenti e code. Vediamo se è pronto il...
È il servizio. Abbiamo le risse se vuoi. Ok, risse. Allora mi dicono dalla regia, abbiamo le risse, speriamo non in regia, vista la mattinata. Andiamo alla cronaca dunque ancora di Venezia. Schiaffi, spintoni, peggio, non sono l'eccezione ma la regola ormai a Venezia, che sapete è vicina al collasso in queste settimane di grande afflusso di turismo. Soltanto pochi istanti fa vi abbiamo raccontato dell'ultima bravata di un ignorante che ha dormito con la sua tenda fuori dalla stazione. Vediamo. Le folle oceaniche di turisti spesso ineducati, unite al clima torrido che di sicuro non aiuta a calmare i nervi, hanno trasformato la città storica in un campo di battaglia per quotidiani e violenti alterchi che spesso sfociano in rissa. L'ultimo episodio è stato raccontato da Nuova Venezia da uno dei suoi protagonisti, un professionista di mezza età che armato di telefonino si è messo a redarguire alcune ragazze francesi che sedevano sui gradini del ponte di Rialto impedendo il passaggio. Un amico delle giovani gli ha strappato di mano il cellulare con cui stava riprendendo la scena e lui ha reagito con uno schiaffo, venendo ripagato della stessa moneta da un altro membro del gruppo di turisti. A dividerli sono poi intervenuti alcuni americani. Non certo un episodio isolato, come dimostrano le poco edificanti scene da noi riprese nelle scorse ore ai piedi del Ponte degli Scalzi, dove non si contano le liti tra commercianti e residenti, gondolieri e borseggiatrici, portabagagli abusivi e regolari, e venire alle mani è più la regola che l'eccezione. La situazione migliorerà, sostengono dall'amministrazione, grazie all'entrata in servizio in questi giorni dei rinforzi estivi della polizia locale, promesse alle quali i veneziani non sembrano prestare particolare credito. Incredibile anche quelle immagini riprese dal nostro Tommaso Stoppa ieri a Venezia. Allora vediamo che cosa è successo in A413 questa mattina. Ancora una mattinata caratterizzata da incidenti, code e rallentamenti sulla rete autostradale della provincia di Padova, già teatro nelle scorse giornate di situazioni di disagio alle prese con un traffico spesso molto intenso, anche di mezzi pesanti, al quale si aggiungono periodicamente incidenti che mandano in tilt la viabilità. Attorno alle 7 un incidente avvenuto all'allacciamento tra la A4 e la A13 Bologna-Padova ha provocato in direzione Venezia una coda che ha toccato i 3 km, situazione di traffico intenso con code anche tra i due caselli cittadini di Padova Est e Padova Ovest per un altro incidente sempre in direzione del capoluogo regionale. Nei giorni scorsi l'incidente di un furgone che trasportava frutta aveva provocato una coda di 10 km tra Padova e Mestre. Ora vi ricordo che c'è ore 13, tra poco, pochissimo, e avremo una puntata speciale. Lo avevamo anticipato ieri, Antenna 3 è media partner di un grande evento organizzato dall'Esercito per la prossima settimana ad Asiago. Al 3 al 6 ci saranno le celebrazioni e commemorazioni della Grande Guerra al Sacrario con un evento straordinario e poi alla sera una rappresentazione teatrale di cui parleremo tra poco. In studio con noi ci sarà ore 13 il colonnello Vincenzo Grasso, che è capo dell'ufficio di pubblica informazione del Comando Forze Operative Nord, Antonello Pagotto, che è regista dello spettacolo Filo spinato nel cuore, e il luogotenente Giovanni Pio Santoro, presidente dell'Associazione Amici del Museo Storico della Terza Armata. Questa sera torna anche 20:10, come sempre sui temi di attualità, quindi non dimenticatelo. Parleremo di vitalizi alla casta con l'onorevole del Partito Democratico Simonetta Rubinato e il deputato del 5 Stelle Federico D'Inca. È tutto per questa edizione del telegiornale, la nostra prima edizione. Ci ritroviamo a partire dalle 18:30, adesso le previsioni meteo con Alice Montagnier. Grazie, buona giornata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Anticiclone Caronte alla conquista dell'Italia, sarà una splendida giornata di sole sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto giornata prevalentemente soleggiata su gran parte della regione, qualche piovasco tuttavia pomeridiano potrà interessare soltanto il bellunese di confine. Vediamo le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 27 e i 34 gradi, valori notturni tra i 15 e i 22 gradi circa.
Andiamo ora a vedere la previsione per il Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata ampiamente soleggiata su gran parte delle province, da segnalare soltanto qualche isolato temporale sui rilievi dell'Udinese settentrionale. Temperature massime tra i 28 e i 31 gradi, valori notturni attesi tra 17 e 19 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo una giornata che sarà ampiamente soleggiata e qualche nube in più però potrà interessare soltanto i confini esteri. Temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, valori notturni attesi sui 15-16 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.